Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata della Rusnate. Ancora siamo a riva del Garda. Ho dormito nel Gengis Van a Torbole e stamattina ho già compiuto la mia prima impresa, ossia cattare un parcheggio gratuito senza il disco orario in centro a riva. E ancora andremo a fare la vecchia strada del Ponale. Tocco sterrato bellissimo, lì che è un bivio, la strada del Ponale la sarei a sinistra, ma avanti la faremo in discesa, perché invece ho girato a destra e vado su a Ledro. Primo tocco molto affollato, pieno di gente, perché sono dei bici, questo tocco qua non è nessuno. Dopo una bellissima ciclabile con l'ultimo tocco veramente in piedi, si arriva al lago del Ledro e adesso proseguo per la traccia GPS che ho sul telefono, perché ora dovrei portarmi ancora su. Ho fatto 760 metri di dislivello, dovrei essere altrettanti e vedete. Fantastica, col buron da una parte, qui non so come fa, qui senza motore venire su da qua. Mi fa i complimenti perché veramente io e i miei eroi. E qua siamo a Passo Rocchetta, cool. Qua la strada la sarei questa, una parare anche abbastanza tranquilla. Ora però cantiere forestale, vietato l'accesso, divieto di bici, deviazione temporanea, che però mi sembra un single track abbastanza, direi, impegnativo.
sosta a Pregasina a mangiare. E la cameriera molto simpatica mi ha spiegato che il paese si chiama Pregasina perché una volta la strada del Ponale, che è quella che famo in bici, e quella vecchia, non era neanche quella lì. E quindi veniva su da un sentiero con i mussi e sperava che il musso lo arrivasse in cima e pregava l'asina. E da lì c'è il nome Pregasina. Un po' come San Giorgio in Canna Poltrona. Venendo su da Pregasina si fa un tocco di strada asfaltata prima della galleria, che tra l'altro è vieta alle bici. Si gira qua e si ricciapa la strada Ponale vecchia per tornare all'incrocio. Dovevamo girare a destra, arriviamo da sinistra. Ecco, hai fatto anche sto giro bellissimo e dei panorami che te lascia senza fia veramente, e è una roba un po' per tutti, direi che se non che fosse stata la deviazione della forestale, sinceramente mi non so, se non avessi avuto una bici elettrica a gambe non so se che l'avrei fatta, perché che degli strappi veramente in piedi. Comunque vale veramente la pena farlo. Niente, Buttei, mi è finito la batteria proprio mentre si era devo finire le riprese, quindi adesso questo piccolo post video di chiusura. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi, schiacci la campanella, non sono molto regolare con l'uscita del video perché ho poco tempo per montarli, per cui è meglio che schiacci la campanella così vi avvise quando ne viene fuori o no, e mi raccomando ricordarsi il motto dei veri amanti della natura: assar solo peste e catar su solo sgauie. Ciao!